Eccoci qua, ciao a tutti, grazie mille per essere venuti. Ciao. Grazie a tutti per questa festa bellissima, abbiamo fatto questa passeggiata. È stata proprio come me la sognavo. Siete stati forti, questo messaggio che è passato veramente bene. Tutti i veneti sapranno cosa vuol dire lottare per i valori, per le idee, per il cambiamento, per questo segno di rottura, ma una rottura educata, non una rottura aggressiva, brutta come vogliono farci passare, vogliono farci sembrare. Onestà! Bene, allora io vorrei introdurre il nostro primo ospite di stasera. Come vi ho detto, noi non siamo protesta, noi siamo proposta. E allora è giusto che tutti sappiano cosa fanno. So che siete già molto ben informati, ma voglio che tutti sappiano bene cosa fanno i nostri portavoce. E noi abbiamo questa proposta incredibile proprio per l'anticorruzione, per evitare che scempi come quello che siamo appena andati a vedere, ville da milioni di euro costruite con i nostri soldi, persone che prendono i nostri soldi lo stesso, anche se agli arresti domiciliari. Bene, perché questo non succeda più, siamo riusciti a mandare a Roma persone come il portavoce Enrico Cappelletti, che vi spiegherà qual è il grande lavoro che stanno facendo a Roma. Grazie Enrico. Buonasera a tutti. Io immaginavo questa sera come me la immaginavo come una manifestazione importante, una manifestazione di gente arrabbiata, di tanta gente arrabbiata come sono arrabbiato io per i motivi che sappiamo tutti. Ma me lo immaginavo anche, vorrei anche che fosse un po' una festa, un po' anche un modo per esorcizzare questa situazione che è vero, ci ha portato a dei livelli bassissimi dove probabilmente il nostro paese non aveva mai visto prima, ma quando si arriva a toccare il basso poi ci si riesce sempre ad alzare, perché peggio di così è veramente difficile che possa andare. Mi chiedeva Jacopo di parlarvi un po' delle mie esperienze. Sapete che io sono in Commissione Giustizia al Senato, quindi mi occupo di tutte le tematiche inerenti alla giustizia. E mi sono lasciato andare, gli ho fatto gli ho comunicato una mia impressione, che era questa: parlare di giustizia, cioè parlare di corruzione, e quindi parlare di anticorruzione, visto che siamo coloro che dovrebbero occuparsi di anticorruzione, e lo facciamo spesso, lo facciamo tante volte in Parlamento, lo facciamo in Senato, lo facciamo in Commissione, lo facciamo alla Camera dei Deputati, ma ha un po' l'impressione nel Parlamento italiano di parlare dell'aglio a casa dei vampiri, perché ogni volta che si parla di anticorruzione si tirano tutti indietro. Sembra quasi che non ne volessero parlare. Io, mio malgrado, ho partecipato veramente in delle situazioni imbarazzanti in cui hanno cercato di convincermi che la corruzione non è un problema, anche per delle ore. Sono nella commissione dove il presidente è Nitto Palma, e questo spiega molte cose. Ora, la mia convinzione è questa, e ve lo dico in maniera molto franca. Renzi e Berlusconi non hanno nessuna intenzione di contrastare il fenomeno corruttivo nel nostro paese, e questo ve lo posso anche dimostrare. Adesso cercherò di argomentarvi le ragioni per cui mi sono formato questa convinzione. Il primo motivo è che, per esempio, i nostri disegni di legge per combattere la corruzione sono nei cassetti della Commissione Giustizia in Senato, per quanto mi riguarda, da 2 anni a prendere la polvere. Direte, va bene, ma Cappelletti, sono disegni di legge dell'opposizione, non puoi pretendere che la maggioranza faccia propria dei disegni di legge dell'opposizione, è vero?
Ma assieme ai nostri disegni di legge ci sono anche quelli del Partito Democratico, firmati da tutti i senatori del Partito Democratico, a prima firma Piero Grasso, Presidente del Senato, che noi anche abbiamo molto sostenuto perché sono fatti bene, in buona parte ovviamente li condividiamo, che sono nei cassetti esattamente dalla prima settimana di insediamento del Parlamento italiano della XVII legislatura, ossia da 2 anni. Cosa dicono questi disegni di legge? 5-6 punti. Primo, reintroduciamo il falso in bilancio nel nostro ordinamento che ha portato via Berlusconi. Giusto! Perché il falso in bilancio permette di accantonare delle risorse che poi vengono utilizzate specialmente nei grandi gruppi per la corruzione. La seconda cosa è una riforma importante necessaria nel nostro ordinamento della prescrizione, non mi dilungo, ma se possiamo anche avere la magistratura più efficiente del mondo, se poi il reato si prescrive, tipo penati, non andiamo da nessuna parte. Poi c'è un aumento delle pene. Sono troppo basse, anche perché ci sono tutta una serie di sconti di pene che sono stati introdotti per salvare loro, buttare fuori anche, sì, con la scusa di buttare fuori gente di galera, perché se ne avevamo troppa, c'era una sentenza di condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma era una scusa perché in realtà in galera per corruzione erano pochissimi. E poi altre cose magari più particolari, ma che sono semplicissime. Se sei stato condannato per corruzione, è giusto che tu non abbia più la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, perché ci facciamo fregare, sì, ma una volta sola, non la successiva. Questi qua sono criminali che vanno a reiterare sempre gli stessi atti criminali in continuazione. E poi naturalmente bisogna intervenire anche sui diritti di queste persone di candidarsi. No, se ti sei macchiato di un reato infame come quello nei confronti della pubblica amministrazione di corruzione, bene, con la pubblica amministrazione non lavori più. Abbiamo proposto l'introduzione dell'agente provocatore, è una bellissima idea, è un'iniziativa un disegno di legge del collega Buccarella che è in commissione con me. È un'iniziativa che è stata presa dall'autorità nazionale anticorruzione Cantone e l'ha portata avanti come una sua richiesta nei confronti del governo. Però non è che stiamo lì e sono 2 anni che cerchiamo di discutere di questi argomenti. Il nostro scopo è quello di farli arrivare dalla Commissione all'Aula. Ci siamo riusciti durante la campagna elettorale delle europee, perché era scoppiato lo scandalo di Expo. E alla richiesta, ovviamente tramite i giornali, tramite conferenze stampa, tramite comunicati stampa del Movimento 5 Stelle, di mettere all'ordine del giorno in Parlamento la discussione di questi importanti provvedimenti sulla corruzione, anche il Partito Democratico e gli altri partiti della maggioranza non hanno potuto dire di no. Hanno detto sì. Tutto quello che vi dico ovviamente agli atti del Senato. E effettivamente è stato inserito all'ordine del giorno anche la discussione e poi la votazione di questi provvedimenti che sono importantissimi. Bene, il giorno successivo alla chiusura dei seggi delle elezioni europee, la prima assemblea di capigruppo, che è l'organo che decide quali provvedimenti inserire all'ordine del giorno e preparare, predisporre e proporre il calendario delle settimane successive, surrettiziamente hanno tolto, guarda caso, proprio i provvedimenti anticorruzione che dall'ordine del giorno del Senato sono spariti e non ci sono venuti più. Il giorno successivo a quello della chiusura dei seggi delle elezioni europee. Avrebbe dovuto arrivare in Senato la discussione. Perché non vogliono che si discuta? Perché poi ognuno vota, si può essere d'accordo, si può essere contrari ad un provvedimento per combattere la corruzione, va benissimo, ma avrebbero reso evidente a tutti gli italiani, a tutti i cittadini italiani, chi veramente dalla parte della anticorruzione cerca di combattere la corruzione e chi invece sta esattamente dalla parte opposta, perché nel momento in cui si vota o stai di qua o stai di là. Ed è per questo che non ci fanno votare. Ed è per questo che non ci hanno fatto votare. Quando è scoppiato lo scandalo del Mose, uno scandalo
gigantesco, è probabilmente la truffa ai danni dei cittadini italiani più grande della storia della Repubblica Italiana. Qui ci sono 3 o 4 miliardi di euro, sono 8.000 miliardi di lire di cui non si capisce bene dove sono andate a finire. Andiamo al Galan, dove sono andate a finire? Ho presentato una mozione, ho raccolto le firme, sono primo firmatario, ci sono altri 50 senatori, quindi anche al di là del Movimento 5 Stelle hanno sottoscritto una mozione. Che cos'è una mozione? Non è altro che un atto di vincolo dell'indirizzo politico da dare al governo, cioè rispetto al MOSE, considerata la situazione, diamo una mano alla politica. Quella era naturalmente l'obiettivo che mi ero dato. La politica deve fare la propria parte, deve cercare di dare una mano alla magistratura a fare luce fino in fondo a questo scandalo enorme di cui fino adesso si intravede solo la punta dell'iceberg. Bene, ho detto c'era una cinquantina, una sessantina di firme. Secondo voi in quanti parlamentari della maggioranza hanno sottoscritto questa mozione? Nessuno! PD e Forza Italia 0. PD, Forza Italia 0, e si guardano bene anche da mettere all'ordine del giorno, perché se la mettessero all'ordine del giorno poi bisognerebbe discutere di questo scandalo, e allora salterebbe fuori magari che Luigi Zanda, capogruppo del Partito Democratico in Senato, guarda caso, è stato 6 anni, 7 anni nel consorzio Venezia Nuova. Io vorrei sapere che venisse in Parlamento a spiegare che cosa c'è stato a fare nel consorzio Venezia Nuova, in considerazione del fatto di tutto quello che è stato fatto da questo consorzio. Ma non vogliono che si parli di questo. Non vogliono che si parli di questo. Quali i nomi? Voi le manette! Eccoli qua i nomi. Me li sono portati per farvi capire con chi ci troviamo. Sono qui con molti colleghi, poi prenderanno la parola, con chi ci troviamo tutti i giorni a che fare in Parlamento. Sono solo alcuni, non vuole essere un elenco esaustivo, altrimenti vi tenevo qua fino a domani mattina. Però credo che sia molto indicativo per capire il contesto in cui ci troviamo a far politica a Roma in Parlamento. L'ho tratto dal Fatto Quotidiano di qualche tempo fa, adesso la situazione probabilmente è ancora peggiore, e comunque questi sono i parlamentari eletti dal popolo italiano in questa legislatura. Angelucci, imputato per associazione a delinquere, truffa e falso. Berlusconi, 2 volte amnistiato, 7 prescrizioni, condannato per frode fiscale, indagato per corruzione e principale alleato di Renzi. Cesaro, indagato per associazione camorristica. Questo soggetto fu autista e avvocato di Raffaele Cutolo, fondatore della nuova camorra organizzata. Conte, indagato per truffa. De Siano, indagato per associazione delinquere, peculato, abuso e truffa. Di Stefano, rinviato a giudizio per corruzione. Fitto, condannato in primo grado a 4 anni per corruzione. Formigoni, rinviato a giudizio per corruzione e col vizietto anche di fare il pianista. Lo becchiamo spesso e volentieri a votare per sé e anche per chi gli dovrebbe stare vicino. Matteoli, indagato per corruzione. Parisi, condannato per truffa allo Stato. Pili, indagato per peculato. Romani, indagato per peculato e istigazione alla corruzione. Savino, indagato per concorso in riciclaggio. Sciascia, condannato 2 anni per corruzione alla Guardia di Finanza. Serafini, patteggiamento per corruzione. Paolo Tancredi, rinviato a giudizio per corruzione. Verdini, indagato per bancarotta ed associazione a delinquere, concorso in corruzione, truffa allo Stato. E per questo ha conquistato un ruolo fondamentale nelle riforme costituzionali di questo paese. Crosio, rinviato a giudizio per turbativa d'asta, concussione e corruzione. Oliverio, imputato per bancarotta fraudolenta aggravata. Genovese, agli arresti per associazione a delinquere. Cesa, condannato in primo grado a 3 anni e 3 mesi. Mi fermo qua. Questi è per farvi capire perché è difficile anche solo arrivare a mettere all'ordine del giorno e a discutere una norma efficace per combattere la corruzione nel nostro paese. Qualcuno mi dirà, ma sì, però ho visto Renzi in televisione a dire che un disegno di legge il governo l'ha presentato per combattere la corruzione. È vero, l'ha presentato e prevede
il ritorno alla non punibilità del falso in bilancio che noi in Commissione Giustizia volevamo togliere, e rispetto a quello c'era una grande convergenza politica anche di forza al di là del Movimento 5 Stelle, e praticamente ha preso pari pari il provvedimento di Berlusconi che depenalizzava il falso in bilancio di molti anni fa e ce lo ripropone sotto forma di emendamento di un altro provvedimento che stavamo facendo proprio sul falso in bilancio in Commissione Giustizia. Ecco, questo è il contributo del governo per combattere la corruzione nel nostro paese. Ecco, io nonostante tutto questo, io sono convinto che ce la possiamo fare. Io sono convinto che ce la possiamo fare perché abbiamo comunque dato avvio ad un percorso di rinnovamento che è una strada che abbiamo intrapreso e che è una strada che ha una direzione solo da cui non si torna indietro, si può solo andare avanti. Io sono consapevole che non sarà facile, sono consapevole che non è facile, sono consapevole anche che non sarà veloce e che ci sono tante difficoltà, ci sono poteri forti, ci sono i media, però dalla parte nostra abbiamo la gente indignata, abbiamo la gente arrabbiata e abbiamo soprattutto il popolo della gente onesta che è la maggioranza di questo paese. Sono convinto che ci vorrà tempo, ma l'onestà tornerà di moda. E buon proseguimento di serata della legalità e dell'onestà a tutti quanti, grazie. Grazie mille Enrico. Questo è quello di cui abbiamo bisogno, un grande intervento di un grande professionista in questo momento che ci ha dato una grande conoscenza di quelle che sono i lavori che stiamo portando avanti, e per questo introduco un'altra persona e ci parlerà dal punto di vista tecnico. Tutti siamo molto arrabbiati perché diciamo: ma come, ha rubato €1 milione all'anno di paga più tutto quello che sta ancora venendo fuori di tutto, ma perché ha preso così poco? Perché ha preso così poco? Cioè, com'è possibile? Bene, allora abbiamo un avvocato penalista che ci spiegherà per filo e per segno perché, per come è possibile che ancora in Italia avvengano queste cose. Come è possibile? Allora un grazie a Francesca Betto, che adesso è l'avvocato Betto che ci spiegherà tutte queste cose. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di ascoltarmi.